Buonasera a tutti. La relatrice di questa sera è Elisabetta Raffo, attualmente direttrice della Fondazione Bruschettini per l'arte islamica e asiatica ed è direttrice dal 2012. E in quanto direttrice di questa fondazione ha quindi gestito, curato una serie di iniziative legate proprio alla fondazione fin dalla sua nascita e sotto la sua direzione la fondazione ha realizzato progetti espositivi ed editoriali di livello non solo nazionale ma anche internazionale, come d'altronde è la raccolta della Fondazione Bruschettini che conserva una collezione di oltre 750 opere e una biblioteca di 40.000 volumi. E è una fondazione che collabora con musei e università di tutto il mondo proprio per valorizzare la storia. Ecco, questo è un punto che mi pare fondamentale, che credo la dottoressa svilupperà. La storia degli scambi artistici fra Oriente e Occidente. E questo è possibile analizzando dei tesori del nostro patrimonio, non soltanto legati ai tessuti, ma anche legati ad altri oggetti. Mi pare di cogliere dalle parole che la dottoressa Raffo ha scritto relativamente al ruolo della Fondazione Bruschettini, mi pare che sia davvero importante sottolineare alcuni elementi, e cioè che si scrive, ella scrive, gli oggetti nel loro viaggio tra culture incarnano storie di contatto, trasformazione e reciproca influenza. Ebbene, questo coincide con uno dei punti fondamentali della Fondazione Bruschettini, si direbbe se fossimo altrove la mission, ma io dico dell'altro, vale a dire un elemento, un meccanismo attraverso il quale la cultura diventa motore di conoscenza, coesione e sviluppo, e questo avviene attraverso reti, sinergie e responsabilità condivise. Ed è proprio il concetto della condivisione che viene richiamato per sollecitare tutti noi a leggere con occhi diversi, con un diverso approccio, degli elementi che magari abbiamo sotto gli occhi, ma non abbiamo sufficienti strumenti per leggerli. Chi meglio della dottoressa Raffo può fare questo? Perché è laureata in storia dell'arte medievale presso l'Università di Genova con una tesi sull'iconografia islamica e orientale delle ceramiche dei secoli XIII e XIV, ma poi ha anche maturato esperienze nel campo della divulgazione artistica, della curatela di mostre e anche della promozione editoriale. Non voglio dilungarmi tanto, ma mi pare degno di nota che non solo sia iscritta all'ordine dei giornalisti, ma che abbia ideato la pagina Il Giornale dell'Arte Orientale all'interno del Giornale dell'Arte, che è una pubblicazione di alto livello per chi in qualche modo segue questo settore. La ringrazio e la invito a parlare. Grazie ancora. Eccoci. Grazie professoressa Rollandi. È un piacere. Ecco, vi anticipo che leggerò perché il rischio è di, vedrete con i temi che tocchiamo e l'ampiezza anche semplicemente delle aree geografiche alle quali faremo riferimento, è molto semplice, non dico perdere il filo, ma dilungarsi molto nei racconti, e quindi preferisco rimanere in linea con i tempi. È un piacere naturalmente essere oggi qui con voi. Ringrazio Beppe Manzitti, che non c'è questo pomeriggio ma che mi ha messo in contatto con l'Accademia. Ringrazio appunto la professoressa Rollandi e anche la professoressa Falcidieno.
che stavamo adesso ricordando. Ho avuto il piacere, all'epoca era più il timore di conoscere, perché è stata insegnante al mio primo anno di università, quando mi ero iscritta ad architettura, ma ricordo una cosa che aveva detto lei nello specifico, cioè che mentre all'inizio della facoltà le persone che venivano dai licei umanistici, quindi essenzialmente dal liceo classico come me, avevano un pochino più di difficoltà, ma poi nel lungo termine avrebbero avuto maggiore capacità di riuscita di chi magari invece veniva da una formazione più tecnica, ecco. Quindi ciò nonostante io non ho avuto non so se la pazienza di arrivare a provarlo, ma comunque ho preferito poi spostarmi da architettura e seguire, c'erano troppe materie tecniche comunque, e seguire invece storia dell'arte. Il mio intervento di oggi si concentra sul ruolo delle arti islamiche nel nostro patrimonio culturale, illustrato attraverso il lavoro della Fondazione Bruschettini per l'arte islamica e asiatica, impegnata a dimostrare come un'iniziativa privata possa trasformarsi in una risorsa culturale condivisa. L'Italia è sempre stata una terra di passaggi, di incontri, scambi e influenze. Per la sua posizione geografica e per la complessità delle vicende storiche che l'hanno attraversata, l'Italia è stata uno dei luoghi che più intensamente hanno vissuto contatti, conflitti, contaminazioni culturali all'interno dei mondi euro-mediterraneo ed eurasiatico. Oggi più che mai, in un'epoca segnata da interconnessioni globali, è necessario guardare al passato da una prospettiva realmente globale, non più locale o settoriale. Non possiamo ridurre l'arte a una produzione nazionale, contrapposta a presunte altre produzioni, né lasciare lo studio delle culture non occidentali a un ristretto ambito di specialisti. Musei, ricercatori, istituzioni culturali, condividiamo tutti una responsabilità primaria: diffondere conoscenza. Servono approcci aggiornati, nuovi strumenti e soprattutto una metodologia aperta, multidisciplinare, dialogica e connessa. Il settore della conservazione mostra già una maggiore apertura verso l'innovazione tecnologica. Ora musei e istituzioni accademiche devono sviluppare più forti capacità di adattamento, apprendimento e comunicazione. La chiave è la collaborazione. Solo attraverso dialogo e strategie condivise possiamo ottenere risultati realmente efficaci. Un approccio multidisciplinare non è più un'opzione, ma una necessità. Occuparsi di cultura oggi significa assumersi una responsabilità verso la società, verso le comunità locali e internazionali e soprattutto verso le nuove generazioni. Nel nostro mondo interconnesso, lavorare in compartimenti stagni non è più possibile. Solo costruendo reti possiamo creare opportunità, evitare frammentazioni e garantire che la cultura continui a essere un motore di crescita. La nostra storia oggi inizia con Alessandro Bruschettini, nato nel 1939 e che purtroppo ci ha lasciato presto nel 2021, imprenditore, collezionista, ma soprattutto conoscitore. Mosso da passione, conoscenza e visione, ha creato una straordinaria collezione e una biblioteca unica. Diceva: collezionare è un'esperienza squisitamente personale e bellissima, che può diventare educativa per sé e per gli altri. Le sue parole definiscono il quadro della nostra missione: trasformare una passione individuale in un progetto di pubblica utilità, al servizio della ricerca, della conservazione e del dialogo culturale. Alessandro Bruschettini ha dedicato oltre 50 anni della sua vita all'arte islamica e asiatica. Ciò che nacque come una ricerca personale divenne progressivamente una missione: preservare, studiare, condividere un patrimonio di straordinaria bellezza e profondità storica. Credeva che attraverso la raccolta e la condivisione della bellezza si contribuisse alla conoscenza, alla tutela della cultura materiale e alla costruzione di ponti tra civiltà. La sua collezione non fu mai concepita come proprietà privata, ma come capitale culturale da proteggere e trasmettere. Nel 2012 ha creato la Fondazione Bruschettini per portare avanti questa visione.
Oggi la Fondazione ha il compito di trasformare quella passione personale in un bene collettivo, di condividerla con il pubblico e di farne uno strumento di crescita culturale. La Fondazione dispone di una collezione, di una biblioteca e svolge attività culturali in collaborazione con musei, università e istituzioni internazionali. La collezione comprende oltre 750 opere, come diceva la professoressa, tra pezzi completi e frammenti di studio, databili fra l'VIII e il XIX secolo. XVIII, XIX solo le fotografie. 238 tessili, per fare un esempio, 189 tappeti, 156 miniature, oltre a manoscritti, legature, ceramiche e metalli. Le opere provengono da Spagna, Nord Africa, Vicino Oriente, Persia, India, Asia centrale e Cina. Insieme riflettono la ricchezza dell'arte islamica, o meglio direi delle arti islamiche, e il ruolo del Mediterraneo e dell'Italia come crocevia di culture. Non sono solo oggetti di bellezza, ma strumenti di conoscenza e testimonianze di secoli di scambi. Il fondo fotografico, con circa 3.000 immagini, documenta paesaggi, oggetti e monumenti, alcuni dei quali oggi non esistono più, costituendo una risorsa preziosa per la ricerca e la ricostruzione di patrimoni dispersi. Alcuni degli oggetti della collezione sono ben noti agli specialisti, altri non sono mai stati studiati né visti. Un esempio recente: per puro caso, lo scorso novembre, ho scoperto online che il professor Barry Flood all'Università di New York stava tenendo una conferenza sulla Medieval Ethiopia in a Global Frame. E gli ho scritto, poiché nella nostra collezione possediamo un oggetto legato a questo tema. Questa è stata la sua risposta. Quando ho letto la tua email stentavo a crederci. Stavo cercando la porta di Guna Guna da oltre 10 anni. Sto lavorando su materiali islamici indiani conservati nei tesori delle chiese etiopi e ho recentemente pubblicato un capitolo sull'argomento nel libro Tales Things Tell, Material Histories of Early Globalism, quindi storie che gli oggetti raccontano, storie materiali nell'età della prima globalizzazione. La porta di Guna Guna è discussa a pagina 184 e ad oggi avevo a disposizione soltanto un'immagine. Bene, oggi stiamo collaborando con lui e altri studiosi per aggiornare gli studi e in futuro per presentare l'opera, alla quale pensiamo di riservare un futuro speciale. Quindi vi invito a rimanere in attesa delle novità che condivideremo su questo tema. La biblioteca, scusate, ecco, questa è la porta perché ve l'ho letto ma non ve l'ho fatta vedere. Eccola qua. La biblioteca di pari importanza conta oltre 40.000 volumi che spaziano dall'arte islamica e asiatica alla storia, alla filosofia, ai libri rari e all'arte occidentale, che occupa circa il 20% del totale. Come dicevamo, la Fondazione dispone di una collezione, di una biblioteca e svolge attività culturali in collaborazione con musei, università e istituzioni pubbliche e private. La Fondazione promuove a livello nazionale e internazionale mostre, progetti di restauro, ricerche, pubblicazioni, conferenze e attività didattiche, il cui tema centrale sia l'arte islamica e asiatica, con l'intento di incrementare e consolidare la collaborazione con altre fondazioni, musei e istituzioni, enti pubblici e privati che perseguano scopi e interessi affini in Italia e all'estero. Iniziando dalle mostre, alcune sono state volute e curate personalmente da Alessandro Bruschettini e dalla Fondazione, le prime che vedete indicate sotto il titolo di mostre, e altre ne hanno visto la partecipazione in veste di comitato scientifico, di co-curatela o di prestatori. Numerose sono state, come vedete anche in questo caso, le pubblicazioni volute, finanziate
totalmente o in parte. Di nuovo quelle finanziate totalmente sono quelle che vedete indicate sotto principali pubblicazioni. Altre sono state finanziate in parte, curate da Alessandro Bruschettini o dalla Fondazione. Questi sono i principali contributi alle pubblicazioni, quindi o parziali finanziamenti o comunque partecipazione alla curatela. Come vedete si è trattato di pubblicazioni edite in praticamente tutti i paesi del mondo, forse eccetto l'Australia, e comunque relative a tematiche attinenti all'arte islamica e asiatica, appunto secondo però gli studi di tutti questi paesi, quindi studiosi italiani, studiosi europei, americani o asiatici. Eccoci. Altrettanto numerosi sono stati gli interventi di restauro resi possibili dal sostegno, anche in questo caso totale o parziale, di Alessandro Bruschettini e della Fondazione. Su un paio di questi vedrete, ritorneremo dopo, anzi su uno essenzialmente, la dalmatica che vedete illustrata in alto è la dalmatica di Papa Benedetto XI, sulla quale appunto torneremo dopo. Quali sono dunque le sfide principali che ci troviamo oggi ad affrontare? Una delle più grandi è la percezione. L'arte islamica e asiatica è ancora spesso considerata altra, esterna, separata, esotica. Questa percezione ha generato frammentazioni negli studi e scarsa considerazione nelle politiche del patrimonio. Per non parlare del fatto che oggi il termine islamico è immediatamente associato a fatti che nulla hanno a che fare con cultura e arte, ma tralasciamo un momento questo aspetto. Eppure in Italia questa separazione in tema di patrimonio artistico e architettonico non ha fondamento, come vedete dalle immagini in questa slide e come vedete anche dal testo che la illustra. La cultura islamica non è estranea alla nostra. Architettura, moda, arredi, tecniche produttive, rotte commerciali, tutto testimonia secoli di influenze reciproche. Alessandro Bruschettini, ad esempio, ha desiderato fortemente la mostra di Urbino, il Montefeltro e l'Oriente islamico. Vedeva in essa l'opportunità di far rivivere il Palazzo Ducale così come poteva apparire agli occhi di Federico da Montefeltro, uno dei più grandi e illuminati signori del Rinascimento italiano. Nella sua introduzione al catalogo della mostra, Alessandro Bruschettini sottolinea: il fascino dell'oggetto orientale, al tempo stesso funzionale e prezioso, sull'immaginario occidentale agli albori della modernità è innegabile. L'Italia e la Spagna conservarono a lungo queste presenze preziose che a partire dal XIX secolo trovarono posto nelle grandi collezioni museali dell'Occidente. Tra queste primeggiavano i tappeti, grandi e piccoli. Con il loro carattere aniconico, almeno fino al fiorire della produzione persiana del XVI secolo, rispondevano perfettamente sia alle esigenze pratiche sia alle sensibilità estetiche. Nel Palazzo Ducale di Urbino erano apprezzati soprattutto per la brillantezza dei loro colori e per l'austera armonia dei motivi geometrici, concepiti per risuonare con le complesse tarsie lignee del palazzo. L'arte islamica non è altra, è parte integrante della nostra storia e del nostro patrimonio, come evidenzia un altro esempio, scegliendone uno particolarmente significativo, la Maestà cosiddetta del Louvre di Cimabue, recentemente restaurata e presentata proprio al Louvre nella mostra Revoir Cimabue aux origines de la peinture italienne che ha avuto luogo tra gennaio e maggio di quest'anno. Una delle didascalie della mostra citava: il mondo di un italiano del XIII secolo ruota intorno al Mediterraneo. Le città toscane, Pisa prima fra tutte, ma aggiungerei naturalmente anche Genova,
Prosperano grazie al commercio marittimo, divenendo così il principale punto di accesso per una vasta gamma di beni provenienti da Bisanzio e dal mondo islamico. Nella sua maestà, Cimabue adorna il trono di un tessuto orientale con motivi di aquile e iscrizioni pseudo-arabe, che decorano anche la cornice del dipinto e che decorano anche l'aureola della Madonna e molto spesso anche dei santi. L'artista si è sicuramente ispirato a manufatti di grandissimo pregio che circolavano all'epoca in Italia. A questi contatti commerciali si affiancano scambi scientifici e intellettuali. Nel 200 il numero 0, che era in uso nel mondo arabo, viene adottato dalla matematica occidentale, mentre le traduzioni dei trattati arabi di ottica rivoluzionano le teorie della visione e non mancano di esercitare un ruolo considerevole sulle arti visive. Il modo migliore per dimostrare quanto l'arte islamica non sia altra, ma parte integrante della nostra storia, del nostro patrimonio, è raccontare le biografie degli oggetti. Gli oggetti viaggiano, vengono scambiati, riutilizzati, reinterpretati e in ogni passaggio assumono nuovi significati. 2 esempi dall'Italia. La pianeta di Thomas Becket, la casula di Thomas Becket, conservata al Museo Diocesano di Fermo, e le vesti pontificali di Beato Benedetto XI, custodite nel convento di San Domenico a Perugia, quelle di cui vi parlavo prima. Vedete la dalmatica sul lato estremo della slide. La Fondazione Bruschettini ha sostenuto 2 importanti progetti per la valorizzazione di questi tesori e delle loro storie. Nel caso della pianeta della casula di Thomas Becket, con una pubblicazione dedicata; nel caso delle vesti di Benedetto XI, con il restauro, la creazione di un piccolo museo, una pubblicazione e un simposio itinerante tuttora in corso. Entrambe le opere sono tessuti prodotti in aree di cultura islamica e asiatica. La pianeta di Thomas Becket, tesoro dell'arte islamica di Spagna, probabilmente prodotta nel periodo Taifa intorno circa al 1100, giunge a Fermo come dono. Le vesti di Benedetto XI, realizzate in panni tartarici, una delle più alte espressioni dell'arte tessile del mondo mongolo medievale, create da atelier di grande maestria e destinate a circuiti di scambio di livello imperiale e chiaramente considerate tra i tessuti più preziosi che venivano richiesti dal mercato italiano. Giunte in Italia, furono adattate, riutilizzate per la liturgia cristiana, trasformate, dotate di nuovi significati, inserite in contesti culturali e religiosi completamente diversi. Le vesti liturgiche sono solo 2 tra innumerevoli esempi che rivelano quanto profondamente le arti islamiche asiatiche siano intrecciate con la stessa trama della storia dell'arte italiana. E parlando di produzione tessile mongola, come non citare un altro caso esemplare, questa volta ancora più vicino a noi? Yanua, la porta. Ci sono senza dubbio altre porte, altre cerniere tra Oriente e Occidente, e sono tutte in Italia. Venezia naturalmente, e prima ancora Salerno e Bari, e poi Napoli e Palermo. Anche Pisa è stata sul punto di esserlo, ma l'ingombrante vicinanza di Firenze e lo scoglio della Meloria hanno intralciato la sua corsa. Certo, almeno fino all'XI secolo, Genova sembrava guardare semmai verso Occidente, verso la costa provenzale catalana e all'Andalus, la Spagna musulmana. Poi accadde qualcosa di improvviso e di imprevisto. Da allora la strada sarebbe stata segnata. Cesarea e quindi Acri e Tiro e l'alleanza con gli Armeni e con i fratres di San Giovanni e Cipro e Costantinopoli, il Mar Nero con la Crimea e le pendici del Caucaso. Si direbbe che non sia un caso se il primo indizio che riguarda i Cocarelli, questo lo avrete riconosciuto, è il codice Cocarelli, provenzali insediati in Acri e trasferitisi più tardi, prima del 1291, fatidico anno della caduta della città nelle mani dei Mamelucchi, a Genova, appartenga all'ultimo decennio del XIII secolo e sia pertanto quasi contemporaneo all'insediamento del domenicano, e torniamo ai nostri domenicani, Jacopo da Varagine, sulla cattedra episcopale genovese.
lo scrive Franco Cardini in premessa a Il codice Coccarelli tra Oriente e Occidente, studi, testi e immagini, numero monografico della rivista Medioevi, pubblicata quest'anno a cura di Chiara Concina e Francesca Fabbri. Spero anche su questo tema, nell'arco del prossimo anno, di poter avere una bella iniziativa. Anche su questa vi terremo informati. E tuttavia, per quanto eloquenti e straordinarie questa testimonianza o le testimonianze precedenti, rimangono nella maggior parte dei casi sconosciute al grande pubblico e insufficientemente riconosciute dai responsabili delle politiche culturali. È qui che diventa essenziale un rinnovato impegno. Portare alla luce questi tesori, riconoscerne il giusto posto all'interno del nostro patrimonio condiviso e garantire che siano preservati e valorizzati per le generazioni future, come parte di una visione globale di scambio culturale, comprensione e responsabilità comune. E qui emerge la nostra responsabilità: rendere visibile ciò che è rimasto nascosto. Se queste storie restano confinate a pochi specialisti, non potranno ispirare le nuove generazioni. Educazione e cultura non sono solo fondamentali per la società, ma costituiscono anche la base dello sviluppo economico. L'Agenda 2030 dell'ONU ce lo ricorda attraverso le sue 5P: persone, pianeta, prosperità, pace, partnership. Il tema della governance del patrimonio si lega oggi alle politiche culturali globali. Dal 29 settembre al 1 ottobre di quest'anno, quindi pochissimo tempo fa, Barcellona ha ospitato Mondia Cult 2025 dell'UNESCO, che ha fissato le priorità mondiali per la cultura, rilanciandone il riconoscimento come obiettivo specifico nell'agenda post 2030 per lo sviluppo sostenibile. Infatti l'agenda originale, l'agenda 2030 originale, non prevedeva tra i 17 obiettivi la cultura. La cultura faceva parte integrante di altri obiettivi, ma con il tempo ci si è resi conto che non era sufficiente, quindi a partire già dal 2022 c'è stato questo primo incontro a Città del Messico, appunto titolato Mondia Cult, che adesso verrà ripreso regolarmente. L'obiettivo è andare a inserire la cultura appunto nell'agenda post 2030. Secondo l'UNESCO il settore culturale è tra i principali motori dello sviluppo globale, oltre 48 milioni di posti di lavoro, quasi la metà a donne, 6,2% dell'occupazione e 3,1% del PIL, con le maggiori opportunità per gli under 30. Molto resta da fare e spetta a noi accelerare il passo. Cosa può fare da sola una singola fondazione? Da sola ben poco. Per evitare di essere una vox clamantis in deserto, l'unica strada è la collaborazione, sinergie, alleanze, reti. Le reti amplificano la nostra voce, danno forza ai progetti culturali, coinvolgono le comunità e stimolano le istituzioni. Tutte le mostre a cui abbiamo partecipato, qui ne vedete alcune, o i progetti, non sono mai fini a se stessi, ma prevedono sempre una prosecuzione di rapporti, una definizione di nuove collaborazioni, proprio nell'ottica di sviluppare nuovi progetti a tempo indeterminato. Come anticipato in presentazione, un primo passo in questa direzione è stato compiuto nell'aprile del 2023. La Fondazione Bruschettini ha dato vita, insieme all'editore del giornale, alla pagina del Giornale dell'Arte Orientale, all'interno del Giornale dell'Arte. Dal numero di novembre di quest'anno, il nuovo titolo concordato con il nuovo direttore è Giornale dell'Arte Islamica e Asiatica, un tema, quello della definizione di arte orientale, sul quale è importante riflettere, e insieme al giornale ci proponiamo di farlo anche con prossimi incontri dedicati. L'iniziativa offre visibilità costante alle arti islamiche e asiatiche, assicurando che questi temi entrino nel dibattito culturale in Italia e non restino invisibili. Tra le pagine, adesso no, lo vedete poco, ma in uno dei giornali
quello, il sultanato mameluco, crocevia tra Mediterraneo ed Europa. Sotto, non so se riconoscete in piccolo, perché non so quanto, sì, si vedono forse 2 dipinti di Caravaggio. In occasione della grande mostra di Caravaggio io ho guardato appositamente il catalogo, perché in mostra c'erano questi 2 dipinti che vedete, una cena di Emmaus e i Bari. E questo piccolo articolo che abbiamo pubblicato riguarda il fatto che in entrambi questi dipinti sia presente un tappeto orientale, molto ben identificabile tra l'altro, e sicuramente non in mostra, ma nemmeno sul catalogo, c'è il minimo accenno al fatto che ci sia un tappeto orientale in un dipinto. Quindi questo è quello che io dicevo all'inizio, cioè c'è bisogno che anche l'accademia, anche chi studia, allarghi lo sguardo, cioè non si può descrivere un dipinto senza descrivere gli oggetti che ne fanno parte, o quantomeno porsi delle domande e cercare poi di approfondire. Quindi c'è bisogno di una sempre maggiore cultura ed educazione in questo senso, c'è bisogno di diffondere questo tipo di modalità di guardare le cose, che oggi è più che mai necessario. Alessandro Bruschettini è stato un mecenate straordinario. I suoi interventi nel campo della conservazione, del restauro, delle mostre e delle pubblicazioni, come abbiamo visto, sono stati innumerevoli. Ma la cultura oggi non può dipendere solo dal mecenatismo individuale, per quanto generoso. Abbiamo bisogno di un sistema integrato e sostenibile che comunichi, condivida e diffonda conoscenza in modo costante e consapevole. Solo così la bellezza e la storia possono diventare davvero accessibili e trasformative. Oggi parlare di arte islamica e asiatica in Italia significa affrontare una delle questioni più urgenti del nostro tempo, riconoscere l'interdipendenza delle nostre storie e farne la base di una nuova responsabilità culturale. Viviamo in un paese che per posizione e storia è da sempre un crocevia tra Mediterraneo, Europa e Asia, un ponte naturale tra mondi, idee e linguaggi. In questo contesto, l'arte diventa una forma di conoscenza e di responsabilità condivisa, uno strumento per superare le distanze e per comprendere che la diversità non divide, ma arricchisce. La Fondazione Bruschettini vuole essere un laboratorio di questa responsabilità, un luogo dove le culture dialogano, dove la conoscenza si trasforma in progetto e la bellezza diventa un atto di comprensione reciproca. Ma perché questo dialogo sia davvero efficace, è necessario che anche le politiche culturali assumano questa coscienza, riconoscendo il valore strategico dell'interculturalità come risorsa per la società contemporanea. Allo stesso modo è fondamentale formare pubblici consapevoli, capaci di condividere questa conoscenza e di partecipare attivamente alla sua costruzione. La sostenibilità culturale non nasce da un singolo gesto, ma da un processo continuo, dalla solidità della ricerca che rinnova il sapere, dalla qualità delle relazioni che creano fiducia e collaborazione e dalla partecipazione consapevole dei pubblici che danno senso e durata al patrimonio condiviso. Solo intrecciando questi elementi, conoscenza, relazione e corresponsabilità, possiamo costruire un ecosistema culturale capace di durare nel tempo, generare valore e restare aperto al cambiamento. Perché la cultura è il filo che lega tutti questi obiettivi. Senza conoscenza non c'è sostenibilità e senza condivisione non c'è futuro. L'arte islamica e asiatica ci insegna che la storia della bellezza è una storia di scambi, di viaggi e di connessioni. Riscoprirla oggi significa riscoprire noi stessi e assumere insieme la responsabilità di custodire e trasmettere questa eredità come parte integrante del nostro patrimonio comune. Solo così arte, conoscenza e responsabilità condivisa potranno diventare non solo un ideale, ma una pratica quotidiana, la base di un modello culturale realmente sostenibile, capace di unire passato e futuro, locale e globale, individuo e comunità. Grazie. Grazie alla dottoressa Raffo che ha
ha fatto riferimenti molto compositi e, vuol dire, ha illustrato argomenti su cui ci sarebbe molto da dire. Ci sono delle domande in proposito? Un momento signora, mi perdoni. Prego. Non ho la voce alta. Questa fondazione ha una sede a Genova, è visitabile? Ha la sede a Genova, ma gli oggetti non sono a Genova, sono a Milano in un deposito dove sono conservati secondo tutti i criteri. Quindi non sono fruibili non è al fruibile, pubblico? no, Cioè, proprio perché da tempo stiamo cercando di identificare quali possano essere le modalità per rendere pubblica questa realtà. Perché come vi dicevo non è possibile farlo individualmente, ma c'è bisogno di lavorare in sinergia, di lavorare con chi condivida questo tipo di visione. La collezione è stata considerata come una delle 5 collezioni di arte islamica più in mani private ancora più importanti del mondo. Quindi nel momento in cui si vuole portare avanti un progetto di questo tipo e renderlo pubblico, c'è bisogno di una collaborazione pubblica e condivisa. E non è semplice proprio perché quello che vi ho presentato oggi, questi discorsi che vi ho fatto oggi si fanno ancora troppo poco. Chiaramente per noi è normale farli, però ci rendiamo conto che manca una politica culturale che abbia questo tipo di visione. Ci vuole sicuramente una maggiore conoscenza da parte del pubblico. Come fa il pubblico a conoscere? Il pubblico può conoscere vedendo sempre più o essendo informato. Io dico anche dobbiamo anche pensare di partire dalle scuole, ma non dall'università, dai licei, dalle medie, dalle elementari, cioè bisogna fare in primis un'operazione di apertura di sguardi, in un momento soprattutto come questo in cui tutti, a partire dai bambini, vivono ormai con un telefono e ritengono che il mondo sia all'interno di quell'oggetto, e quindi quante volte tanti ragazzi più o meno giovani rimangono in casa vivendo tramite quella che è una presunta comunicazione del telefono. La scuola, ed è uno dei temi che abbiamo affrontato e con la Fondazione vogliamo portare avanti, è proprio del rapporto con le scuole e di quanto le scuole si impegnino in questo tipo di discorso, cioè nell'abituare gli studenti e gli scolari a tornare a vivere all'esterno, a guardare con gli occhi molto più aperti, ad essere curiosi e a non pensare che tutte le risposte appunto siano già pronte in un telefono. Quindi c'è molto lavoro da fare, è un lavoro estremamente attuale, perché se pensiamo alla situazione geopolitica nostra di questo momento, non possiamo che andare in quella direzione, ma siamo molto indietro. Quindi, per ritornare alla sua domanda, speriamo presto di poter rendere, perché questo è l'obiettivo chiaramente, al più presto possibile, di rendere tutto fruibile, e ci stiamo lavorando e vediamo. Non è detto che riusciamo a farlo a Genova. Ma posso fare un'osservazione? Fino a quell'altro giorno si sono avvicendati momenti diversi e ancora verrà dalla Spezia prossimamente il responsabile del museo LIA di La Spezia a parlarci di quel museo, quasi a conclusione di un percorso in cui il tema era, chi viene me lo sente dire spesso e mi scuso, beneficenza, munificenza, mecenatismo, e quindi abbiamo ascoltato i curatori di musei, quali il Museo Giacomo Doria, per esempio, ma anche quello Spinola, ma anche il D'Albertis e così via, in cui si è passati da una collezione rigorosamente privata a un museo pubblico, quindi in cui c'è stato il passaggio dal privato al pubblico.
superando un atteggiamento, o meglio una tradizione antica, che era quella che l'aristocratico, no, per gusto, per cultura, per grande disponibilità a spendere in questo ambito, aveva delle bellissime collezioni private. Qui mi pare che comunque il tema sia ancora un po' diverso. Seconda considerazione: per avere un governo che valuti questo tipo di operazione e che sia convinto che la conoscenza, anche sviluppata attraverso dei metodi didattici, chiamiamolo così, esplicativi, diciamo meglio, innovativi, alla luce anche del modo di comunicare, di percepire che hanno oggi le persone più giovani, devono essere i primi governanti a essere consapevoli. Cioè ci vuole, oppure usiamo il condizionale, ci vorrebbe da parte di chi prende delle decisioni una conoscenza, una cultura in certi ambiti tale da far sì che determinate scelte vengano viste come importanti. Altro elemento raro. Mi è venuta un'altra domanda relativamente alla vita e alla formazione di Bruschettini, visto che è stata una persona illustrata. Molti anni fa, alla luce della mia età, molti anni fa, leggendo Bruce Chatwin, si seguiva quale percorso egli avesse potuto seguire nel diventare anche un grande conoscitore di arte islamica. La mia domanda è: ma Bruschettini che percorso ha seguito per arrivare ad una raccolta così raffinata e di ambito e di valore internazionale? Chiudo perché ho parlato anche troppo. Il percorso è stato essenzialmente un percorso di studio e di passione personale. Fin da bambino la sua passione era la storia, quindi la storia della Cina in primis, la storia dell'antica Roma, e quindi ha sempre dedicato tantissimo tempo alla lettura e all'approfondimento, e quindi alla conoscenza e all'assorbire realmente queste epoche, queste culture. Con l'università la sua tesi è stata una tesi in filosofia, una tesi sul sufismo, e quindi si è aggiunto anche poi questo aspetto filosofico, spirituale ma filosofico, ecco. Quindi questa è stata la partenza. Torno a dire, il suo più grande amore, ed è sempre rimasto quello, sono stati i libri. Può avere contribuito anche una passione di un suo zio che in casa aveva una grande biblioteca, che era anche lui una persona di grandissima cultura, più amante lui forse della musica, della letteratura e poi anche della religione, e quindi diciamo che Bruschettini è cresciuto avendo dei libri sotto gli occhi, ma poi entrando veramente dentro questi libri. E il discorso del collezionismo infatti è arrivato in un secondo momento. Tra l'altro, ecco, l'aspetto dei viaggi: ha sempre viaggiato, ma per cultura, cioè per conoscenza, per conoscere i luoghi, per incontrare persone che potessero arricchire la sua conoscenza. Spesso anche ha fatto molti viaggi in India, in cui ha approfondito certe tematiche, ha viaggiato chiaramente in Iran, in Egitto, insomma in un momento, in Afghanistan, in un momento in cui negli anni 60 si poteva viaggiare, non che fosse semplice, però ecco, c'erano delle difficoltà diverse da quelle di oggi. Il collezionismo è stato invece un qualcosa che è arrivato appunto in un secondo momento, non nei viaggi, ma nelle grandi città quali Londra, Parigi, dove c'erano i grandi musei, i grandi antiquari, ed è stato portato al collezionismo proprio da alcuni antiquari, in particolare iniziato a Parigi,
che gli hanno mostrato degli oggetti, quindi il suo era l'interesse per l'oggetto e per capire cos'era quell'oggetto, e da lì è iniziata questa passione. La passione del tappeto, infatti lo racconta anche in una delle sue introduzioni ai cataloghi delle mostre, è venuta ancora dopo, a una biennale di Firenze, dove erano presenti determinati tappeti che lo hanno attratto per ragioni anche molto personali, particolari, legate al momento, e quindi c'è stato sempre, ecco, molto un rapporto personale molto stretto con gli oggetti, tanto che tutti gli oggetti lui li conosceva molto bene, ognuno di loro aveva un valore particolare, dall'oggetto, come dicevo, ci sono oggetti integri, quindi andiamo dai frammenti, dai tappeti che arrivano a 10 metri di lunghezza al piccolo frammento, ecco, ma ognuno di questi oggetti, incluso il frammento, aveva una sua storia per lui e un valore, motivo per cui lui non ha mai voluto vendere nessuno. Spesso i collezionisti acquistano, magari rivendono un oggetto per acquistarne un altro, per lui no, perché nel momento in cui lui sceglieva un oggetto era una scelta, e quindi ecco, questo è stato il suo percorso, e poi nel tempo è durato il collezionismo. C'è stato un periodo in cui era più semplice fare acquisti di un certo livello, ha continuato nell'ultimissimo periodo, si è dedicato molto anche a quelli che erano da lui chiamati gli study pieces, cioè i frammenti che andavano a integrare sezioni che magari a lui mancavano tra gli oggetti che aveva, per proprio approfondire la conoscenza di quella tipologia. E invece l'acquisto dei libri non si è mai fermato, motivo per cui siamo arrivati ai numeri a cui siamo arrivati. Grazie. Beh, intanto ci sarebbero 1000 riflessioni da fare al di là del concetto di arte, e l'hai sottolineato benissimo. Una riflessione, la prima riflessione è quella che un patrimonio così in una città che è considerata la porta del Mediterraneo non dovrebbe andare via. Mi permetto di dire che sarebbe veramente un paradosso, ecco. Ora va bene che siano conservati a Milano perché avrete trovato collocazione lì, ma forse pensare che una cosa del genere possa andare via dalla città, che la città stessa considera porta sul Mediterraneo, sia piuttosto paradossale. La seconda considerazione: io mi occupo di architettura e venivo dal classico, per quello che lo dicevo, perché gli inizi sono sempre terribili. Anch'io ero attratta dalla storia dell'arte, ma soprattutto dalle vicende dell'architettura. E voi con noi avete fatto una bellissima collaborazione proprio in questo senso, che ha presupposto un po' di umiltà da parte nostra, vale a dire quello che noi consideriamo pezzi di architettura genovese, come se fossero locali, come se fossero venuti fuori dal nostro sentire, in realtà sono fortemente contaminati da questi viaggi e da questa cultura architettonica che veniva veramente da un altro mondo. E quindi anche in questo senso un ponte, veramente. Io penso che insomma, per tutto quello che possiamo fare per tenere a Genova una cosa del genere, sì, andrebbe fatto, partenariati, non lo so, pensiamoci, ecco. E le collezioni così importanti e così significative, perché mi permetto di dire questa è significativa al di là della collezione degli oggetti, è proprio significativa come concetto, come è stato sottolineato benissimo nella relazione, dovrebbe avere una possibilità di essere visitata, cioè deve diventare uno spazio pubblico di condivisione, assolutamente. Quindi veramente complimenti e incrociamo le dita, speriamo che la prossima volta ci siano almeno i presupposti per avere una cosa del genere. No, ma infatti deve diventare, lo diventerà. Ecco, come detto, purtroppo non è semplice e devo dirlo, ma per portare avanti un progetto di questo tipo, e per quello forse ci vorrebbero molti più anni, ma non ci sono molti più anni per poter dar vita reale a questo progetto. C'è comprensione solo da chi
riesce ad entrare davvero un pochino più e ha voglia di allargare lo sguardo, come dicevo, cioè ha parlato di umiltà da parte nostra, ecco, non è neanche questione di umiltà, è proprio questione di oggettività. È oggettività, sguardo e fermarsi un attimo e avere voglia di capire, soprattutto un qualcosa che oggi, ritorno a dire, nella situazione geopolitica che stiamo vivendo, non potrebbe far altro che aiutare. Ecco. Però se siamo in tre a fare questo discorso e a dircelo in questi contesti, poi bisogna lavorare veramente, bisogna impegnarsi, bisogna decidere di investire in questo a 360 gradi e nel lungo termine. Non è sufficiente, come capita in tante situazioni, sentire ma vi serve uno spazio? Sì, anche uno spazio, ma non è quello il punto. Serve una visione condivisa e un impegno a portare avanti un progetto di questo tipo come progetto della città, dell'istituzione. In un caso come Genova dovrebbe essere un progetto della città, perché, come dicevamo, che senso ha continuare a parlare di Genova capitale del Mediterraneo, perché anche all'ultima riunione di Confindustria se ne è parlato. Il tema era quello della Blue Economy, c'erano imprenditori e si diceva Genova deve tornare ad essere la capitale del Mediterraneo, perché a Genova arrivano i cavi sottomarini, Genova è il porto. Esatto, ma quindi cerchiamo di andare a inserire la cultura può aiutare a fare questo discorso. La cultura è un pilastro, perché se l'ONU arriva a dire dobbiamo creare la cultura come pilastro a sé, il titolo 2025 di Mondiacult è il pilastro che manca. Ecco, quindi la cultura è la parte, vogliamo dire, la parte bella che può aiutare proprio per questo a sviluppare tutta questa serie di sinergie, di reti, eccetera. Non deve essere sempre come vista, sì vabbè, ma la cultura, il museo è secondario. No, perché per tantissimi paesi, più che per noi che viviamo circondati forse da tanta cultura, ma lo diciamo sempre, un po' il problema dell'Italia è di avere tante città con tanta cultura, però per tanti altri paesi la cultura è una chiave fondamentale dello sviluppo. Quindi sono tutti aspetti, bisognerebbe veramente però a livello decisionale sedersi e dire bene cosa vogliamo fare, ma davvero, non dire bene cosa vogliamo, vediamoci fra un mese, poi fra un mese ci ridiciamo rivediamoci fra un anno e siamo sempre quindi c'è chi questa visione ce l'ha e capisce l'importanza di questo progetto, quindi il tempo per noi è arrivato di, come detto, di rendere pubblico e bisogna, insomma, non se ripeto, mi dispiace parlare di Genova così. Per ciò che concerne la formazione del dottor Bruschettini, io ricordo che 2 anni e mezzo fa, quando si è tenuto un convegno in sua memoria, è stato ricordato che all'università aveva seguito in particolare le lezioni del compianto professor Alberto Caracciolo, che avevano influito sulla sua formazione. E poi filosofia teoretica, sì. E poi mi sembra opportuno ricordare anche che il grande scrittore Orhan Pamuk, sempre 2 anni fa, aveva qui in questa sede, Palazzo Ducale, solennemente dichiarato che Genova è la più turca tra le città d'Italia, cioè simmetricamente alla presenza di Genova a Istanbul, quartiere Galata, oggi Beyoğlu, e anche di Venezia, al quartiere Pera, a Genova sono presenti manufatti architettonici di chiaro influsso ottomano, e poi anche un'influenza proprio sulla facies della città, sulla configurazione morfologica dei quartieri. Si potrebbero portare molti esempi anche in quartieri periferici di Genova come Pegli, forte somiglianza con angoli di Istanbul, quindi sarebbe quanto mai appropriato proprio la presenza a Genova dell'intera collezione. Posso far parlare anche la signora? Certo. Sì, prego.
No, io pensavo che potesse crearsi una sinergia anche. Io non sono nata a Genova, vivo qui ormai da lungo tempo, sono romagnola, quindi il riferimento a Urbino era molto nelle mie corde. Qui ci sono due musei, il Chiossone e appunto il Museo d'Albertis già citato, e quindi evidentemente nelle corde, come dire, storiche della città, no? C'è un po' questa, non so che tipo di sinergie perché non conosco e poi non è il mio campo, ma insomma, però secondo me potrebbero essere sinergie interessanti, no? Queste anche da valorizzare se la collezione potesse rimanere qui. Grazie. Sì, sicuramente, infatti siamo comunque in dialogo costante sia con il Museo Chiossone sia con Castello d'Albertis. Non so quale impressione voi abbiate della chiamiamola vitalità o della capacità di raggiungere pubblici ampi di queste due realtà. Sono due realtà importantissime, in particolare il Chiossone, cioè, ecco, non esiste un museo più importante, una raccolta di arte giapponese più importante del Chiossone, direi a livello europeo, ecco, sicuramente. Eppure diciamo che quando io parlo di politiche culturali è anche l'attenzione e gli investimenti che si fanno, allora è un museo, il Chiossone e il D'Albertis sono due musei comunali, quindi il museo dipende dagli investimenti che il comune dedica a queste realtà, per cui c'è uno studio attentissimo, una dedizione di direttori e di funzionari straordinaria, un grandissimo lavoro di ricerca, ma se poi non ci sono i mezzi per comunicare e diffondere, ma in maniera adeguata, questo tipo di ricerca, purtroppo rimaniamo un pochino costretti. È chiaro che se Genova si rendesse conto di avere il potere di diventare un punto di riferimento culturale in Italia e all'estero in quanto realtà italiana per quello che è l'arte islamica e asiatica, Genova non avrebbe uguali, ma si deve lavorare per ottenere questo tipo di discorso. Non si può, ripeto, non investire e lasciare le iniziative che ciascuna istituzione può fare grazie agli strumenti che ha a disposizione. Bisogna allargare lo sguardo, dare un valore diverso alla cultura e comunicarla in un altro modo. Bisogna tirare numeri, non è questione di fare l'iniziativa di 2 giorni, perché noi raggiungiamo i grandi numeri, nelle giornate dei rolli si comunica che ci sono 800.000 presenze, eccetera, eccetera, ma anche in questo caso dobbiamo garantire un'attenzione e una presenza costante e soprattutto, ripeto, che esca dai nostri confini. Poi a volte succede che magari arrivano per il Chiossone studiosi giapponesi, persone, sicuramente figure importantissime, arrivano al Chiossone, fanno il loro incontro con i pochi che, torniamo al discorso di prima, i pochi specialisti o i pochi interessati a quel tipo di incontro e basta, e finisce poi tutto lì. Quindi bisogna creare un sistema vivo e un sistema che cresce. E Genova, come detto, dovrebbe
assumere la coscienza di poter diventare davvero una capitale del Mediterraneo dal punto di vista culturale e soprattutto interculturale, chiamiamolo, che è uno dei temi che oggi, come dicevamo, sono imprescindibili. Bene, io ringrazio molto la dottoressa Raffo, credo che ci siano ancora tante cose da dire, soprattutto il problema è che l'istruzione, la cultura non sono elementi marginali e nemmeno, come dire, così per pochi. È vero, ci sono vari livelli ovviamente, però sarebbe opportuno pensarlo come un fatto che porta progresso. E questo è il fatto, non crescita, non la crescita che si traduce in un grafico. Io chiamo di solito la distinzione fra progresso. Il progresso è un fenomeno molto più composito, molto più ricco, che coinvolge diversi aspetti della popolazione, quindi io userei questo, una grande rivoluzione, però bisogna non demordere. Oh no. Io la ringrazio molto e prima di concludere vi dico che giovedì 6 novembre dalle ore 15:30 alle 17:30 ci sarà un incontro nell'ambito del convegno La Liguria e il mare. Parleranno Claudio Ferrari e Lorenzo Schiano di Pepe su economie portuali, sinergie e difformità in un quadro normativo in evoluzione. Tant'è sul porto continuiamo a lavorare, e una visione ancora più brodeliana del Mediterraneo, precedente a Brodel, sarebbe ancora più di successo. Grazie ancora, grazie a voi. Sì,